carattere che piano piano si sviluppa, nel senso che sarò un romantico, ma io penso sempre che le persone nascono buone e poi durante la vita, incontrando particolari situazioni, si trasformino, e questo lo capirete e lo vedrete anche voi. Ma iniziamo a parlare di questo personaggio. Allora, Kersich è il cognome. Kersich Giusto Domenico Enrico nasce il 14 ottobre del 1901 a Trieste, nella Trieste asburgica. Il padre, Carlo, si è sposato 2 volte, la prima volta con una certa Kovacs e Stella, e ci sono 4 figli, Carlo, Bruno, Maria e Tito, e la seconda volta con una certa Kovacs Maria, non so se erano sorelle le 2, con un solo figlio, cioè il nostro Giusto. Quindi lui ha dei fratellastri sostanzialmente. Il padre è avvocato generale di Corte d'Appello, e questo fa supporre, e lo vedremo è reale, che la famiglia nella Trieste di allora abbia delle relazioni con famiglie ben importanti e ha frequentazioni sicuramente culturali di un buon livello. Devo dire che, come il resto della famiglia, come il fratello maggiore, anche Giusto inizia le scuole dell'obbligo nell'anno 1911-1912 al Ginnasio Superiore Comunale di Trieste. E qui questo ginnasio al tempo era frequentato dalla crema della società triestina, e uno fra tutti, ne nomino uno che lo rivedremo poi più avanti, anche da quel Bruno Kociancic, cioè Bruno Kociani, che sarà prefetto politico e storico italiano. Il 2 luglio 1919 Giusto festeggia la maturità classica ginnasiale. E naturalmente sono quelli gli anni in cui lo spirito di italianità pervade le terre di confine, e Giusto non si lascia scappare l'occasione e partecipa agli eventi. Di cosa sto parlando? Sto parlando che fra settembre del 19 e febbraio del 1920 è fra coloro che danno manforte all'impresa di Fiume. Per capire di cosa si tratta, permettetemi di fare un piccolo excursus. La situazione era già degenerata alla conclusione della Prima Guerra Mondiale, quando l'Italia aveva ottenuto le terre irredente di Trento e Trieste, ma aveva promesse, gli era stato promesso anche la Dalmazia e il Fiume, e c'era una situazione di stallo proprio perché c'era stata un'opposizione da parte degli Stati Uniti. È chiaro che volevano la Dalmazia perché era stata promessa sostanzialmente all'Italia con il patto di Londra, mentre volevano Fiume perché era sostanzialmente abitata da molti italiani. A Fiume nasce fin da subito una resistenza italiana, che è una legione fiumana che tenta di portare avanti l'italianità della città. Qui entra in gioco il Vate, Gabriele D'Annunzio, che si reca a Roma e fa dei comizi in favore dell'italianità di Fiume, e naturalmente questo crea molto pathos fra i molti giovani che erano reduci, che erano appena tornati dalla Prima Guerra Mondiale, e erano rimasti senza fare nulla. E a Fiume iniziano a succedere degli incidenti. Questo fa decidere alla Francia di sciogliere il Consiglio Nazionale Fiumano e di pretendere che i militari italiani si ritirino da Fiume. Il Consiglio Nazionale Fiumano a questo punto si rivolge a Gabriele D'Annunzio e gli chiede di intervenire e di essere colui che guida la resistenza a Fiume. Naturalmente il Vate accetta e raccoglie attorno a sé tutta una serie, quanti aderivano a quest'idea di fare Fiume italiana. Infatti riunisce attorno a sé una serie di nazionalisti o di militari, e l'11 e il 12 novembre del 19 parte da Ronchi.
per andare a Fiume. Fra coloro che partono assieme a lui c'è anche il nostro Giusto, che si era arruolato come volontario il 3 di settembre, alcuni giorni prima. C'è una colonna di 1000 uomini che marcia verso Fiume. D'Annunzio entra a Fiume senza colpo ferire e istituisce la reggenza del Carnaro. Con il trattato di Rapallo nel novembre del 19 la città di Fiume viene costituita in stato libero, e a dicembre del 1920, un anno dopo, c'è l'intervento dell'esercito italiano che mano militari, il cosiddetto e famoso Natale di sangue, scioglie praticamente i reparti legionari e determina la fine della reggenza del Carnaro. Più tardi, qualche anno dopo, col Trattato di Roma, Italia e Jugoslavia stabiliscono che Fiume sarà annesso all'Italia come città. Il nostro Giusto partecipa a gran parte di questa situazione, ma già a febbraio del 1920 si congeda per motivi di studio. Nel suo ruolino di legionario risulta che faceva parte dei legionari semplici della seconda compagnia del battaglione volontari Giuliani, dislocato a Valscurigne, Fiume. Nel foglio di congedo c'è una dichiarazione congiunta del capitano Conighi e del capitano Nino Ost Venturi che recita: durante la sua permanenza nella milizia fiumana ha servito sempre e in ogni occasione la causa per alta, pura e disinteressata missione di italianità. Interessanti i contrassegni particolari, perché vi sono poche foto, fra l'altro un paio di foto. Era alto 1,71 m, capelli neri, occhi neri, resto colorito sano, vetture sane, eccetera, eccetera. Lo stesso anno, cioè nel 1920, risulta essere fra gli immatricolati della facoltà di giurisprudenza presso la Regia Università di Roma. Nel 22 viene chiamato alla visita di leva e ammesso a ritardare per motivi di studio, ma già a settembre del 23 è allievo ufficiale nell'arma di artiglieria del Corpo d'Armata a Milano. Nel 24 è nominato sergente allievo ufficiale e a settembre dello stesso anno risulta essere nominato sottotenente e assegnato al primo reggimento di artiglieria di montagna. Qui inizia una parte interessante che ci fa scoprire meglio e entrare nel personaggio, nel senso che come tutti gli ufficiali venivano redatte delle note caratteristiche, e sono veramente molto interessanti, perché vi invito a farne memoria, a far memoria di quello che vi andrò a leggere, perché a un certo punto penserete che io vi parli di un'altra persona, cioè scoprirete che questa persona a un certo punto cambia in un modo incredibile. Allora, la prima nota caratteristica è dell'anno 1924 ed è del comandante della batteria. Così recita: il sottotenente Chersi signor Giusto presta servizio alla batteria dal giorno 8 agosto 1924. Molto robusto, buon camminatore, svelto, cavalca con sufficiente disinvoltura, di carattere buono, franco, molto sensibile, si interessa molto al servizio, conosce molto bene le istruzioni della specialità e di vari regolamenti, molto autorevole con gli inferiori sui quali dà buon ascendente morale, preciso nelle esecuzioni degli ordini, sa superare con molto buon senso le occasioni di difficoltà che si presentano, rispettoso con tutti, molto educato, si presenta molto bene, ha moltissima cura dell'uniforme, è iscritto al 4º anno universitario di legge, giudico il sottotenente Chersi signor Giusto, buon ufficiale di complemento con punti 3. Di stessa linea è il giudizio del tenente colonnello comandante del primo gruppo, e così dice: concordo di massima, è robusto, intelligente, colto, disciplinato, corretto nel tratto, ha dato nel reparto notevole rendimento, lo giudico buon ufficiale subalterno di batteria di montagna con punti 3, che è il massimo che veniva assegnato.
Così anche il colonnello è ufficiale di complimento e animato di molto buona volontà, buon subalterno di complemento per batteria di montagna, punti 3. Sulla stessa linea d'onda, eccolo qua, questa è una delle foto, qui lo possiamo vedere, è anche un bel ragazzo, insomma, un bel personaggio. E le note caratteristiche dell'anno successivo sono sulla stessa linea d'onda. Infatti si legge: lui va a fare fra l'altro le escursioni invernali, e così si dice: durante le escursioni invernali di quest'anno ho avuto alle dipendenze il sottotenente di complemento Kersi signor Giusto. Durante tale periodo non sono mancate le occasioni per conoscere e valutare la qualità di detto ufficiale. Il sottotenente Kersi signor Giusto, di costituzione robustissima, buon camminatore e buon alpinista, adatto alla specialità da montagna alla quale ha dimostrato una dedizione sincera, ottimo nel disimpegno delle sue funzioni e di sua competenza, molto buon senso pratico, sa superare le improvvise difficoltà della montagna. Quando serve, il giovane sa imporsi alla truppa, dalla quale sa ottenere buoni risultati. Lo giudico un ottimo elemento per il comando di un reparto. Così anche il comandante, giovane ufficiale di molta attitudine fisica, per la specialità e di notevole buona volontà, appassionato alla vita militare, è stato richiamato per le escursioni invernali, ove convenientemente guidato e consigliato sa rendere buoni servigi. Voi capite da queste prime note caratteristiche che è un personaggio sicuramente positivo. Siamo di fronte quindi ad un giovane che è sicuramente portato per la carriera militare, con doti innegabili, da un'intelligenza viva e interessata, un uomo quindi per i suoi tempi assolutamente vincente. A dicembre del 25 è inviato in congedo nel distretto di Trieste. Passano 2 anni nei quali si presume si dedichi agli studi, tant'è vero che nel 1927 si laurea in giurisprudenza presso la Regia Università di Roma, e risale fra l'altro a questo periodo, qui abbiamo la Gazzetta Ufficiale, risale a questo periodo l'italianizzazione del cognome da Kersic in Kersi, e non poteva essere altrimenti visti i trascorsi che aveva Giusto. Devo dire che comunque molte famiglie avevano fatto questo passaggio in quel periodo. Fra l'altro non si legge molto bene, ma qui sotto c'è anche il fratello che era già sposato al suo tempo, il fratello Carlo, che lo incontreremo poi, che è quello che diceva il mio presidente prima, l'uomo buono della famiglia. Nel 1929, il 16 gennaio, parte per la Cirenaica, cioè entra sostanzialmente a tutti gli effetti nella forza e nella violenza di quella che è la guerra di riconquista finale della Libia. E qui, anche qui permettetemi di fare un piccolo excursus prima di entrare nella storia del personaggio, per capire un po' cosa significa la campagna di Libia. Intanto tutto era già iniziato nel lontano 1911, cioè l'Italia aveva la necessità a tutti i costi di avere delle colonie e di sentirsi colonialista sostanzialmente, e nonostante non avesse quella preparazione politica, militare e diplomatica che altri avevano. Va precisato anche che il resto dei paesi europei nel 1911 era già nella seconda fase della colonizzazione, cioè nella fase in cui tentava di integrare gli indigeni. Noi invece dovevamo ancora iniziare praticamente. Gli altri, avevano agito con eserciti ben addestrati e consolidati, non come noi che, ricordiamo, nel 1911 avevamo ancora un esercito non così ben formato, perché sostanzialmente erano passati solo 50 anni dall'unità, non è che avessimo un grande esercito nazionale. 2, gli altri avevano una rete diplomatica e spionistica che prima di agire li aveva ben informati su quella che era la situazione. 3, e non da poco, gli altri avevano conquistato tutto ciò che economicamente e strategicamente poteva essere interessante per la loro nazione. Noi andavamo a conquistare, purtroppo allora era definita la Libia uno scatolone di sabbia, perché non sapevamo cosa c'era nel sottosuolo, noi andavamo sostanzialmente a conquistare scatoloni di sabbia.
Nel 1911, dicevamo, al 28 di settembre per la precisione, inizia la guerra italo-turca contro l'impero ottomano, e l'anno si conclude di lì a qualche mese con la conquista da parte degli italiani di Tripoli, Homs, Bengasi, Derna e un'altra piccola località a 10 km da Tripoli. Nel 12 si concluse con il trattato di Ouchy, che vede riconosciuta l'occupazione italiana della Libia e qualche altra parte piccola conquista costiera. Conquista costiera che è sostanzialmente la reale situazione della conquista della Libia, perché noi non avevamo, abbiamo praticamente conquistato una piccola parte costiera e ci siamo trincerati, non siamo andati avanti, e questo fino al 1921. Addirittura è vero che fra il 1911 e il 1921 c'è anche una guerra mondiale di mezzo, però nel 1915, per capire, noi eravamo rimasti solo con Tripoli e Homs, perché avevamo perso tutto il resto, eravamo trincerati attorno a queste due conquiste. Nel 1921 gli italiani decidono di iniziare a riconquistare sostanzialmente la Libia e fanno una sterzata che li porta nel 22 a conquistare Misurata Marittima e a riconquistare tutta la Tripolitania, cioè tutta questa parte qui della Libia. E fra il 23 e il 27 iniziano a conquistare una prima parte della Cirenaica, la parte costiera, e tra il 28 e il 30 le truppe di Graziani conquistano tutta la parte della Cirenaica e una piccola parte del Fezzan. C'è da dire che la resistenza è molto forte, perché la popolazione non manca mai di infastidire in armi, ovviamente, l'esercito italiano, si sente conquistata, e questo porta anche gli italiani ad avere un approccio diverso nei confronti non solo di quanti sono in armi, ma anche della popolazione. E qui va detto che non ci siamo fatti mancare nulla, perché abbiamo usato bombe alforgene contro le tribù e contro la popolazione civile, abbiamo fatto violenze, deportazioni e istituito campi di concentramento. Tutto questo per capire quando arriva il nostro uomo. Il nostro uomo arriva a Bengasi nel 29, in una situazione cioè nella quale l'Italia ammette tutto e di più, e viene assegnato al comando artiglieria come sottotenente, comandante di legione della prima compagnia cannonieri cammellata della Cirenaica. Nel 29 c'è un altro bel rapporto e state attenti a cosa viene detto, perché è in linea tutto sommato con l'altro, ma è anche l'ultimo in linea. Si dice: il sottotenente Chersi, signor Giusto, trovasi alle mie dipendenze. Salve un breve periodo trascorso alla batteria libica da circa un anno. È di sana e robusta costituzione fisica, molto resistente ai disagi e fatiche della colonia. È molto educato e disciplinato, distinto nei modi, è sempre corretto nel tratto con i superiori e garbato con gli inferiori. Intelligente e di buona memoria, assimila facilmente gli insegnamenti pratici di carattere coloniale. Ha buona cultura generale, è laureato in giurisprudenza, discreta cultura militare, conosce a sufficienza i regolamenti militari e le istruzioni tecniche dell'arma e pone molto interessamento per accrescere le sue cognizioni. È molto entusiasta nella vita militare in genere e quella coloniale in ispecie. Ha chiesto ed ottenuto il comando di una sezione di artiglieria cammellata, comando che reggia con capacità e passione. Ha molto ascendente sui suoi dipendenti, dei quali ottiene molto rendimento e da essi è molto amato. Per le sue esposte qualità morali e militari giudico il sottotenente signor Chersi ottimo sottotenente di complemento, comandante di sezione artiglieria cammellata, così anche il comandante. Quindi possiamo dire che questo rapporto è in linea con i rapporti precedenti, è apprezzabile, preparato dai superiori, non ama probabilmente un ruolo fermo, ma ama la dinamicità dell'intervento. Arriviamo al 1930. Il 30 è un anno di cambiamenti per Chersi, quello che vi dicevo prima, ed è anche un anno nel quale in Libia si decide quella linea dura di cui vi dicevo prima, cioè ci sono operazioni di rastrellamento in tutta la Cirenaica, ci sono spostamenti di popolazioni, istituzioni di campi di concentramento.
Adesso io non ho purtroppo trovato che un piccolo accenno al fatto che lui abbia partecipato o meno a queste situazioni. Certo è che cambia qualcosa, oppure esce quello che è il suo carattere vero. Fatto sta che il giudizio del 30 così narra, così dice: seguenti note compilate, eccetera eccetera. Confermo di massima le note compilate lo scorso anno sul conto del sottotenente Chersi signor Giusto. L'ufficiale nel corrente anno ha riportato varie punizioni e richiami per trascuratezza nell'insegnamento del regolamento di disciplina ai suoi dipendenti e per negligenza nel tratto con i comandi superiori. Si è mostrato refrattario ad ogni buon avvertimento del sottoscritto. Il sottotenente Chersi, emendandosi dai difetti sopra lamentati per le sue buone doti, potrà riguadagnarsi la classifica di ottimo. Pertanto lo giudico buon sottotenente di complemento, comandante di sezione con punti 3. Scrive di nuovo il comandante: oltre alle mancanze e alle manchevolezze enumerate dal comandante della batteria, il sottotenente Chersi ha dato prova di sregolatezza nella vita privata, provocando numerosi reclami da parte dei creditori. Per sistemarlo sono stato costretto a metterlo sotto la tutela del comandante di batteria. L'indifferenza dimostrata dall'ufficiale nella gravità della sua situazione mi induce a diminuire la classifica attribuibile al suo capitano e lo giudico buon sottotenente di complemento batteria indigeni con punti 2. Sotto c'è un richiamo ufficiale dove si dice: esorto il sottotenente Chersi ad essere più assestato nelle sue spese e da regolare il suo tenore di vita secondo i suoi mezzi. Per capire, c'è un elenco di punizioni. Per esempio a febbraio del 1930 si dice viene punito perché ritardava a pagare un debito ad un calzolaio per un paio di stivali, costringendo così il fornitore a sporgere reclamo al comando truppe. A marzo, cioè un mese dopo, un'altra punizione di 5 giorni perché, richiamato diverse volte dal comandante della zona ad essere più moderato nell'infliggere punizioni ad ascari dipendenti, insisteva nel dimostrare una severità eccessiva. Rimproverato dal comandante della zona che gli faceva rilevare come egli trascurasse l'insegnamento del regolamento di disciplina ai propri dipendenti, eccitato di essere rimproverato in presenza di inferiori indigeni, rispondeva in modo molto risentito. A fine mese, altri 5 giorni. Ufficiale di giornata di servizio di presidio non si presentava al capitano di ispezione, non effettuava l'ispezione notturna alle guardie della ridotta e non assisteva alle operazioni del mattino. Questo è lo stesso di prima. Abbiamo quindi un sottotenente Chersi che è completamente cambiato rispetto alle prime caratteristiche. Non ha più la volontà, non ha più la gentilezza, non ha più l'ambizione, sembra non abbia neanche più il rispetto di sé. Inizia a contrarre debiti vivendo sopra le righe e questo, fra l'altro, lo vedrete, diventerà una costante di tutta la sua vita. E un'altra costante della sua vita è il risentimento, che più volte lo incontreremo. I suoi superiori sono costretti a un certo punto a spostarlo dal comando della sezione di artiglieria cammellata a un comando di sezione di fortezza, cioè ad avvicinarlo al comandante per tenerlo sotto controllo. Lui partecipa effettivamente, scoprono che partecipa effettivamente alle operazioni per lo sgombero delle popolazioni e in campi di concentramento durante il periodo dell'avanzata di Kufra. E qui l'altalena della sua vita, che ha raggiunto sicuramente una buona altezza, nel senso che è un ufficiale, ha buone prospettive o quant'altro, inizia piano piano la sua discesa, la sua prima discesa. E siamo nel 31 e il 31 è l'anno della soluzione finale in Libia, perché vi è la conquista totale e dopo settembre e ci sono rinnovate violenze e deportazioni e alla fine la cattura e l'uccisione per impiccagione a Soluk di Omar al-Mukhtar, che era il capo della rivolta anti-italiana in Cirenaica. La situazione di Chersi precipita e il rapporto del 31
Così recita: ho avuto le mie dipendenze dirette il sottotenente di complemento Chersi Giusto dal luglio del 1930 al luglio del 1931, quale comandante della sezione di fortezza alla sede della batteria. È di sana costituzione fisica. Ha dimostrato avere poca pratica nel governo della truppa di colore e una conoscenza molto superficiale delle istruzioni dell'arma e poca iniziativa. Di intelligenza comune, molto distratto, di carattere chiuso, misterioso, amante della solitudine, di buona cultura generale, educato, rispettoso, corretto verso i superiori in servizio. Non altrettanto egli si comporta nella vita privata, nella quale è sregolato, disordinato, specie nel contrarre debiti con persone di ogni ceto e con inferiore. Ufficiale di complemento venuto in colonia con il miraggio di conseguire il passaggio di ruolo, egli ha persistito nel vizio di contrarre debiti nonostante il richiamo fatogli del comandante dell'artiglieria sul modello 4, eccetera, eccetera. Nonostante il trasferimento ad altro reparto per porlo sotto la diretta tutela del comandante della batteria, nonostante i continui richiami e due punizioni, infine è stato rimpatriato da autorità con 3 mesi di arresto di fortezza, perché recidivo nel contrarre debiti e per un debito contratto con un inferiore. Nel complesso il sottotenente Chersi, per la sua cultura generale e per quella conoscenza sia pur superficiale delle istruzioni e dei regolamenti, potrebbe dare un modesto aiuto al comandante del reparto, ma per il menzionato suo grave difetto costituisce invece una preoccupazione continua. Giudico il sottotenente Chersi, ufficiale di complemento e subalterno di batteria, mediocre. Confermo la classifica di mediocre, dice il colonnello comandante e direttore di artiglieria. L'elenco delle punizioni, per capirci, del 31 sono 3. La prima, a febbraio del 31, 5 giorni, per quanto già richiamato e ammonito, meglio regolare la propria situazione economica, tentava di contrarre un nuovo debito sottraendosi a tale impegno solo in seguito all'intervento del suo comandante di batteria. Ad aprile, qualche mese dopo, altri 10 giorni, per quanto già richiamato e punito per indurlo a meglio regolare il proprio tenore di vita, faceva altre spese superflue, ingolfandosi in una situazione a riguardo della quale non dava nette spiegazioni, dimostrando poca sincerità. Infine, a luglio del 31, con i 3 mesi di prigione e immediato rimpatrio e successivo congedo, recidivo nel contrarre debito con colleghi e con privati, refrattario a richiami e punizioni, contraeva un ultimo debito di lire 2250 con un inferiore sottufficiale. Colpisce effettivamente il fatto, o la parte del rapporto nel quale si dice ha dimostrato di avere poca pratica nel governo della truppa di colore e una conoscenza molto superficiale delle istruzioni dell'arma e poco iniziativa, di intelligenza comune, molto distratto, di carattere chiuso, misterioso, amante della solitudine, che sembra un uomo completamente cambiato rispetto a quelli che sono i rapporti del 29 e del 30, cioè i rapporti iniziali. Nel 31 quindi è rimpatriato da Bengasi alla volta di Siracusa per motivi disciplinari, come abbiamo detto. Sbarca il 6 di luglio, gli danno comunque la medaglia di servizio prestata in Libia ma a giugno del 32 è il momento che io definisco di prima caduta, perché con questa lettera viene praticamente rimosso ufficialmente dal grado di sottotenente, cioè viene degradato. E voi pensate che si arrenda? Non è così. Trovo, e qui in un rapporto epistolare particolare che sono riuscito ad avere dal Ministero degli Esteri, un'iniziativa da parte del fratello di Giusto, Carlo, il fratello buono, così detto, che scrive all'onorevole Fulvio Suvic, probabilmente amico di famiglia, l'onorevole Suvic, che è il sottosegretario di Stato alle finanze e agli affari esteri. I due, probabilmente, da quello che si evince dalle lettere, anche se il rapporto epistolare non è completo, sono legati da amicizia, si conoscono molto bene. Permettetemi di dirvi prima chi è sto Carlo, perché così vi do un piccolo... è un personaggio al quale fra l'altro è dedicato anche un sentiero montano, è il fratellastro di Giusto,
lui entra nella Società Alpina delle Giulie nel 1909, nel 12 viene chiamato a far parte della direzione di questo, e incaricato della redazione della rivista sociale Alpi Giulie. Ricostruisce la società alpina sotto la sua guida, assume la presidenza dell'Alpina delle Giulie e la conserverà per ben 39 anni fino al giorno della sua scomparsa. È un alpinista, oltre che un grande fotografo di montagna, ha pubblicato anche diversi libri, e nel 29 entra a far parte del Club Alpino Accademico Italiano. Lui svolge fra l'altro una parte molto importante nella ricostruzione del CAI, il quale tra l'altro diventa presidente nel 1947 e morirà nel 1960. È ricordato comunque a Trieste in diversi posti, è un personaggio abbastanza famoso, a differenza del fratello che è noto per ben altre cose. Comunque dicevo, trovo queste lettere dove Carlo, il fratello di Giusto, scrive a questo Šubić, che è il sottosegretario, come dicevo prima, di Stato delle Finanze e degli Affari Esteri, e l'oggetto è la richiesta di aiuto proprio nei confronti di Giusto. Gli dice che Giusto sta partecipando a un concorso per 9 posti di volontario nella carriera direttiva dell'amministrazione civile coloniale. Gli dice che tra il 26 novembre e il 3 dicembre ha già fatto delle prove scritte, dando anche una prova scritta di tedesco e chiedendo di poter fare una prova orale sia nella lingua tedesca che nella lingua araba. La prova orale si terrà a gennaio e dai 122 concorrenti iniziali si è già arrivati a 75, dovrebbero rimanere alla fine 20 per fare gli orali. Nella lettera, fra l'altro, si vede che qui le raccomandazioni funzionavano bene anche una volta, c'è anche la composizione nominativa della commissione, presidente e quant'altro, qualora dovesse servire. L'onorevole Šubić chiaramente si muove nello stesso dicembre in favore di questo Giusto e scrive a sua volta di interessarsi al personaggio, lo scrive all'onorevole Alessandro Lessona, che è sottosegretario di Stato per le colonie, quindi si muove il mondo per questo personaggio. La successiva missiva è del marzo del 32. Qui si scopre che Giusto è ancora a Roma, che gli orali non si sono ancora tenuti, ma è in graduatorio per poterli presumibilmente fare. Carlo chiede al Šubić, in considerazione anche che sicuramente passeranno alcuni mesi prima che si facciano questi esami, se è possibile, se è possibile trovare una piccola occupazione o incarico provvisorio all'ENIT, che è l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo. E dice, per sostenere questa candidatura del fratello, che il fratello conosce molto bene la Cirenaica, scrive con una certa facilità ed eleganza, e che la storia della Cirenaica è stata fatta da lui oggetto di particolari studi. Si chiede in definitiva un'occupazione anche modestamente retribuita nell'attesa della sua definitiva sistemazione. La risposta di Šubić non si fa attendere. Gli dice che è stato a Parigi per i suoi affari e che ha interessato per il concorso l'onorevole Lessona, e chiede che non può fare assolutamente nulla per il discorso dell'ENIT, perché è un momento che il turismo attraversa molto difficile e non vi è assolutamente la possibilità di affidare nuovi incarichi o predisporre altre assunzioni di personale. Il rapporto epistolare prosegue. E il 25 di marzo si accavalla una nuova lettera di Carlo all'onorevole Šubić ed è un sollecito, e gli dice praticamente che Giusto si trova ancora a Roma ed è molto addolorato che le prospettive per il conseguimento del posto a cui aspira in Cirenaica sono ora molto scemate. Informa inoltre che ha sentito dire che c'è una prossima apertura dell'ufficio ENIT a Vienna, Praga o Parigi e si offre eventualmente per Vienna o Parigi. Ribadisce che sa bene la lingua francese e tedesca e che sa scrivere, leggere e parlare anche l'arabo. Inoltre, senza specificare il periodo preciso, dice che Giusto è stato impiegato per 1 anno e mezzo presso l'ufficio pubblicità della Kosulic. La Kosulic è una società triestina di navigazione molto importante.
Di lì a qualche giorno arriva la lettera dell'onorevole Suvic, che allega la risposta data dall'onorevole Lessona, e gli dice che purtroppo Giusto non è stato ammesso agli esami orali per il concorso della carriera coloniale. Ne segue un'ulteriore missiva dove Carlo scrive all'onorevole Suvic, che lo ringrazia chiaramente per l'interessamento, ed è uno sconsolato pensiero: comprendo anch'io che i miracoli non si possono fare. Ma ha un'ulteriore preghiera, perché gli dice di appoggiare un tentativo di Giusto di entrare al CIT, che è la Compagnia Italiana per il Turismo. Qui il rapporto epistolare si chiude, perché, come dicevo prima, non è completo, ma si può desumere quello che si dicono, e a un certo punto Carlo manda un'ultima lettera il 10 settembre del 32, nella quale vi sono dei ringraziamenti per un non meglio precisato interessamento che dà viva speranza per l'avvenire. Intanto scopriamo che il nostro nel 32 lui risulta essere iscritto al Partito Nazionale Fascista e fra le altre cose è capo manipolo della 58esima legione della milizia volontaria per la sicurezza giuliana San Giusto, con sede a Trieste, appartenente alla sesta zona Venezia Giulia. La milizia volontaria per la sicurezza nazionale è, in parole molto povere, sono le camicie nere, per capirci volgarmente. È una forza armata e un corpo di gendarmeria ad ordinamento militare dell'Italia fascista, e la cosa divertente è che capo manipolo lui si riappropria praticamente del titolo di tenente che gli era stato tolto, perché capimanipolo è equivalente al tenente nell'esercito. Fra l'altro si scopre che lui è aspirante procuratore legale in questo periodo, e per mantenersi, per il suo sostentamento anzi è frutto di diversi incarichi da supplente presso svariati istituti sparsi nel territorio del Venezia Giulia e del Veneto. Qui abbiamo alcuni, vedete che Pola, Trieste, San Pietro Lantizano e Fiume. Praticamente negli anni scolastici 32, 33 e 34 lui è docente di materie letterali presso la Regia Scuola di Avviamento Industriale Emilio Ceriani di Monfalcone. Nel 34, 35 e 36 è docente presso il Regio Liceo Scientifico Gian Rinaldo Carli di Pisino e insegna italiano e latino. Nel 36-37, eccolo qui, è lui quando insegnava, nel 36-37 è docente presso il Regio Liceo Classico Vincenzo Albarello di Tolmino, Gorizia, dove insegna italiano e storia dell'arte. Nel successivo anno, 37-38, è docente presso la Regia Scuola di Avviamento Commerciale Guido Corsi di Trieste, insegnando materie letterarie. 39-40 è docente presso il Regio Istituto Magistrale Superiore di San Pietro Natisone, Udine, italiano e storia. Nel 1940 risiede a Fiume, è residente stabile in corso Vittorio Emanuele III 8. Infatti nel 40-41 lui è docente presso il Liceo Classico Dante Alighieri di Fiume di italiano, greco, filosofia e storia. Nel 41 risulta essere qui in Vittorio Veneto e abitare in via Jacopo da Valenza 1 presso Sartori. Infatti, 41, 42 e 43, lui sarà docente presso il Regio Liceo Classico Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto di latino e greco. Lui emigra praticamente a dicembre del 41 e rimarrà qui fino a luglio del 42, a Vittorio Veneto, emigra proveniente da Fiume, e tra i fogli di famiglia risulta essere qui con un tale Trinco Mario, che viene definito a volte nipote, a volte cugino. Il grado di parentela non è ben precisato, ma poi capirete. Questo è nato nel 23, è un giovane praticamente, a Drenchia, un comune della provincia di Udine, è celibe, di professione studente e di razza ariana. Da luglio del 42 a ottobre del 43 emigra a Belluno, seguito da Trinco, che dice di essere emigrato con lo zio.
Nel settembre del 1943 va notato che l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, certifica che il Chersi è iscritto regolarmente il quarto anno accademico, il quarto corso della suddetta facoltà, quindi sta studiando lettere e filosofia ed è anche il quarto anno, sta prendendo praticamente la seconda laurea. Nel 1943, tanto per capire il personaggio, arriva una lettera di raccomandazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, indirizzata al provveditore degli studi di Treviso, il commendatore professore Amedeo Pelli, a firma niente meno che di Fra Agostino Gemelli, cioè di colui che ha il famoso frate, di questo tenore: egregio provveditore, sono pregato a raccomandarle il dottor Giusto Chersi, di cui è detto all'unito promemoria, e le sarò grato se vorrà esaudirlo con devoti sensi. Il promemoria allegato dice: dottor Giusto Chersi Fucarlo vuole essere confermato nel posto di insegnante supplente che occupa da 2 anni nel Regio Liceo Classico Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto. È insegnante di latino e greco. Qui è interessante andare a vedere una testimonianza viva, perché ha insegnato al liceo, ma ha insegnato a molti delle persone che poi sono diventati professori e a loro volta hanno insegnato. E qui è stata raccolta un'intervista al professor Mario Uliana, realizzata il 23 agosto del 2013, che mi è stata consegnata dal professor Brescacin dell'ISVE, e ve la leggo perché svela alcuni arcani. Così dice il professore: fra i nuovi insegnanti c'era anche un certo Giusto Chersi, un tipo magro, asciutto, capelli lisci, occhialuto, sguardo inquietante, che insegnava greco. Si presentava come un fenomeno di greco. In realtà scoprimmo in seguito che le opere che leggeva e commentava erano chiosate a margine del libro che a causa della miopia teneva attaccato al naso mentre spiegava. Inframmezzava le sue lezioni con la sua biografia personale. Così apprendemmo che aveva partecipato alla presa di Fiume con D'Annunzio, che era stato in Libia, ove vantava, con gli occhi che gli brillavano, di aver fatto l'amore con la figlia di un senusso, che lo aveva reso magro come un baccalà. In realtà era omosessuale e viveva a pensione nella Villa Bertorelli con un nostro nuovo compagno, che egli presentava come suo cugino nipote, un certo Mario Trinco, quello che abbiamo visto prima, biondo e con i riccioli bianco slavato di carnagione. A Villa Bertorelli, Chersi dava anche ripetizioni di latino e greco in combutta con un altro collega, con cui si scambiavano gli alunni delle classi. Chiaramente costoro, in occasione dei compiti di classe, avevano un trattamento di favore, e questo era risaputo da tutti. Fino al 1943 Chersi tenne sempre in classe un comportamento politicamente neutrale. Dopo l'8 settembre, forse in coincidenza alla sua nomina a segretario del fascio locale, col nuovo anno scolastico si presentò tutto vestito di nero, sbraitando in cattedra e inneggiando a Mussolini. Teneva anche una rivoltella sul tavolo, come un colpo in canna. Un giorno, nella concitazione del discorso, gli partì anche un colpo che per fortuna andò a conficcare nel soffitto dell'aula. Di lui non ebbi più notizie dopo il suo trasferimento. L'unica informazione su di lui la ebbi nel dopoguerra da mio fratello, funzionario di banca a Cuneo, per la Popolare di Novara, a cui un giorno si era presentato chiedendo denaro. Mio fratello li liquidò con 5.000 lire. È interessante vedere come si ripeta questa cosa. E qui c'è l'inizio della seconda caduta. Pensiamo che lui comunque è all'apice della società, no? Insegna, è segretario del fascio, è all'apice della società. L'11 aprile del 1944 viene ucciso un bersagliere, Paolo Di Bartolo, ad opera di alcuni partigiani territoriali del Vittorio Veneto, all'altezza del collegio San Giuseppe qui a Ceneda di Vittorio Veneto. E il segretario del partito fascista, cioè Chersi, e il responsabile della sezione politica Maltinti diedero il via a un'azione di rappresaglia. Vennero così arrestati, questa è Villa Bertorelli,
quindi arrestati. Nell'ambito di una lista nominativa di 10 o più antifascisti, 3 personaggi di spicco del mondo vittoriese che li vediamo qui sono il cancelliere della pretura Antonio Boffa, il tenente colonnello in pensione Temistocle Tomassi e il nobile Giovanni Casoni. I 3 malcapitati vennero portati prima alla casa del fascio di Viadante e subito dopo a Cordignano, dove appena prima dell'entrata in paese, sull'argine del fiume Remeschio, furono passati per le armi. Erano le 8:30 del 12 aprile 1944. Vi fu un ampio sdegno che provocò questa notizia dell'uccisione di questi 3 civili e questo preoccupò anche gli stessi tedeschi, che questo potesse influenzare la popolazione turbando anche l'ordine pubblico. Naturalmente questi chiedono un'indagine interna subito al comando della militare del provinciale, della Guardia Nazionale Provinciale, il quale attraverso l'ufficio politico provinciale incarica i carabinieri di indagare sull'accaduto. Si tenta di arrestare uno squadrista che è un certo Orlando Sarmede, che cercando di sottrarsi all'arresto dei carabinieri di Vittorio Veneto viene ferito gravemente dagli stessi e muore il 17 aprile, cioè alcuni giorni dopo in prigione, non senza però rivelare prima di morire quelle che sono le responsabilità del Chersi e del Maltinti quali mandanti dell'omicidio delle esecuzioni che erano state fatte. Quando però i carabinieri si recano ad arrestarli, cioè arrestare Chersi e Maltinti, questi sono già stati trasferiti alla sezione del fascio di Treviso. Succede sempre così, no? Quando qualcuno fa qualcosa di male viene spostato e promosso. Infatti Chersi è stato trasferito tra il 14 e il 16 aprile a Treviso e promosso a federale del luogo. I carabinieri a loro volta denunciano i 2 al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e nel contempo notificano anche al comando del battaglione Mussolini con sede a Verona i nominativi dei bersaglieri che facevano parte del plotone di esecuzione. In data 10 giugno 1944 il Tribunale Speciale spicca un mandato di cattura nei confronti del Chersi e del Maltinti, che non viene mai eseguito. Solo un anno dopo, cioè il 3 marzo del 1945, il Maltinti, che nel frattempo si era arruolato nella 10ª MAS, viene arrestato e tradotto nelle carceri giudiziarie di Bergamo. Del Chersi nessuna traccia. Il Chersi infatti verrà catturato il 25 aprile del 1945 mentre tentava di fuggire per raggiungere l'Austria attraverso il Trentino. Fu riconosciuto dal figlio di Boffa, che era stato chiamato proprio per questo motivo, e tradotto nelle carceri di Treviso in attesa di giudizio. Infatti un processo vero e proprio può essere celebrato solo a liberazione avvenuta. Sulla base del processo istituito presso la Corte di Assise Straordinaria di Treviso nel 1946 si riuscì ad individuare che chi erano i responsabili materiali dell'eccidio. Ne vengono individuati sostanzialmente 2, il fascista Sarmede Orlando, che è morto, quello che è morto praticamente, e un bersagliere, un certo Spada Abramo, e come mandanti il segretario del fascio, cioè questo giusto Chersi, e il responsabile dell'azione politica, cioè Maltinti Mario. Come dicevamo prima, la Corte d'Assise di Treviso, straordinaria di Treviso, istituisce questo processo a carico di diversi personaggi. C'è il Chersi, c'è il Maltinti, c'è Augustia Giustiniani, c'è Remo Ferro, c'è Mario Bagliana, Mario Trinco, c'è Mario Lucco, c'è Lino Franco, Camillo Tonon, Lino Sanson e Giobata Brescacin. Alcuni anche vittoriesi, molti di questi anche vittoriesi. Il processo di questi responsabili dell'uccisione di Boffa, Casoni e Tommaso, si svolge nel giugno del 1946 e si conclude a luglio del 1946 con la condanna di Chersi e Maltinti a 30 anni. Chersi e Maltinti ricorrono in appello. I loro iter giudiziari si concludono l'8 novembre del 1068, quando la Corte d'Appello di Venezia dichiara estinti per amnistia i reati per i quali erano stati condannati nel 1946 dalla Corte di Assise straordinaria. Va detto che
Lui risulta trasferito, è detenuto a Treviso, viene trasferito in carcere, prima a Volterra e poi a Viterbo. L'ergastolo è tramutato in 30 anni, di 30 anni vengono condannati 21, ne fa sostanzialmente 3 a Volterra e X, perché non sono sicuro che se ne abbia fatto proprio 9, e X a Viterbo, meno di 9 sostanzialmente, meno di 9 anni. Trinco, fra l'altro, Mario Trinco, il ragazzo di cui dicevamo prima, e non emigra a Volterra con lui, risulta essere residente qui nel 51 e viene iscritto anche come senza tetto. Nel 51 probabilmente c'è un censimento della popolazione qui a Vittorio, quindi risulta senza tetto, e nel 55 invece viene cancellato totalmente dall'anagrafe vittoriese per immigrazione in Jugoslavia. Qui io considero sia la seconda sua caduta. Risorge. Come dicevamo prima, sicuramente ad agosto del 49 lui è recluso presso il carcere di Volterra. Nel 47 risulta fino al 49 sicuramente è a Viterbo, e da una notazione successiva che vedete qui è la notazione del carcere, sostanzialmente si vede poco, ma qui si vede forse, ecco qua, qui, ecco. Risulta che lui va ad abitare in via Borgonuovo 10 presso Cabassi. Per capire, Cabassi, la famiglia Cabassi a Milano a quei tempi è paragonabile alla famiglia Berlusconi di oggi, cioè una famiglia molto potente di costruttori, sono i proprietari della Rinascente, per capirsi. Lui è lì, sparisce, cioè è difficile, non si recupera più, non si capisce dove è andato a finire, però ricompare con 2 lettere a novembre del 56 e a dicembre del 56, che scrive a Coceani, quello di prima, a Bruno Coceani, il prefetto storico, politico e quant'altro, e sono divertenti perché sono sempre sulla stessa linea d'onda. Scrive la prima: onorevole dottor Bruno Coceani, Milano, voglia scusarmi se sono costretto dalle circostanze, conseguenza di tragiche vicende ormai fortunatamente quasi recuperate, ad approfittare così repentinamente della sua conoscenza, che profondamente mi onora, per pregarla, come ebbi ad accennarli nel nostro colloquio di ieri sera, di volermi favorire con un minimo importo a prestito che mi consenta di vivere sino al 1° dicembre. Creda che il mio rammarico è grandissimo nel doverle chiedere questo. Con precisa correntezza la prego di gradire l'espressione della mia sincera riconoscenza. Se mi vuol ricevere, anche per pochi minuti, sono qui con distinti ossequi. Finito? No. Un mese dopo gli scrive un'ulteriore lettera, e questo è divertente perché gli scrive: chiarissimo signor onorevole dottor Bruno Coceani, voglia perdonarmi se vengo a incomodarla con la presente. Ero venuto a visitarla per pregarla di voler scusare il mio ritardo nella restituzione di quell'importo, e poi una seconda volta per prospettarle la mia situazione non ancora sanata e chiederle consiglio. Nel frattempo mi sono dovuto operare di ernia sinistra, da tutte le disgrazie del mondo. Oggi vorrei solo pregarla di favorirmi possibilmente solo le lire 2800, perché io possa raggiungere immediatamente Trieste e chiedere un aiuto per il mio venire alla sola legittima persona a cui possa rivolgermi, a mio fratello. La prego di non voler negarmi tale favore. Al mio ritorno compierò il mio dovere. Voglia gradire, con l'espressione di tutte le mie scuse e della mia riconoscenza, distinti ossequi, il professor Giusto Chersi. Qui fa sparire le sue tracce, se non che nel 1959 trovo che l'uomo, un anno dopo queste lettere, ne ha combinata un'altra delle sue. Vi è infatti un articolo su Notizia, che è un giornale di Trento del 1999, che vi leggo perché è divertentissimo. Allora, così recita: condannato anni addietro all'ergastolo perché riconosciuto colpevole di collaborazionismo e di 3 omicidi volontari, ottenuta successivamente la commutazione della pena a vita
in quella a 30 anni di reclusione con condono di 21, come dicevamo prima, scarcerato in un terzo tempo grazie al cumulo degli indulti, un triestino è tornato in carcere per una piccola truffa, ma il suo nuovo stato detentivo è stato di breve durata ed egli è stato rimesso in libertà provvisoria, essendo riuscito a dimostrare che la citazione a giudizio per l'ultimo fatto in contestazione non gli era stata mai notificata. Il protagonista di questa vicenda, comparso ieri in sede di appello davanti al Tribunale di Trento e bla bla, è il 50enne dottor professor Giusto Chersi di Trieste, ma attualmente residente a Milano. L'imputazione elevata nei suoi confronti si rifaceva ad una truffa di 10.000 lire, cosa che non avrebbe sollevato eccessiva curiosità sul convenuto se il pubblico non avesse saputo che si trattava di un ex ergastolano, i cui movimenti precedenti erano stati tali da porlo al centro di un giustificato interessamento. Ecco il fatto. Il 12 novembre del 1957 il 36enne Amilcare Sinkovic, nativo di Trieste ma abitante a Trento in via Rovereto, ricevette in casa la visita del Chersi. Costui, narratogli di essere stato derubato del portafoglio e di essersi trovato insieme ad un nipote nell'impossibilità di far fronte agli impegni con l'albergo dove era sceso e di acquistare i biglietti per fare ritorno, concluse chiedendo un prestito di 10.000 lire che si impegnava di restituire non appena fosse giunto a destinazione. Come poteva il Sinkovic rifiutarsi di accedere alla richiesta fattagli con tanta sincerità di accenti da un suo conterraneo? Non fiatò. Contento anzi di rendersi utile, versò al Chersi la somma richiesta, raccomandandogli di non farsi venire il fiato corto per la restituzione, che lui per il momento non era pressato da urgenti impegni. Se non che, trascorse alcune settimane da questa visita senza alcun riscontro del Chersi, il Sinkovic si rivolse all'albergo dove quello aveva detto di essere sceso per avere il suo indirizzo e apprese così dal portiere che altre persone nel frattempo si erano rivolte a lui per lo stesso motivo. Il Sinkovic, fattasi la convinzione di essere rimasto vittima di un raggiro, pensò allora di rivolgersi alla Procura della Repubblica e di denunciare il fatto. Dalle indagini, subito esperite, risultò che il Chersi aveva soggiornato 2 settimane a Trento in 3 alberghi diversi, ovunque lasciando insoluto il conto. Il nome poi non risultava nuovo alla polizia e qua racconta tutta la storia. Il Chersi dunque aveva un certo stato di servizio che non poteva non figurare nelle carte della polizia. Così questa, incaricata degli accertamenti in ordine alla denuncia del Sinkovic, in breve riuscì a stabilire che l'ultimo recapito del triestino era presso un albergo di Milano. Il decreto di citazione in ordine a truffa denunciata dal Sinkovic fu appunto inviato colà, ma quando l'ufficiale giudiziario incaricato si presentò per la notifica, il triestino si era già spostato altrove. Ciò nonostante, il processo viene chiamato regolarmente e il Chersi, giudicato in contumacia, fu condannato a 6 mesi di reclusione e a 6.000 lire di multa. La sentenza passò successivamente in giudicato e i carabinieri, ricevuto l'ordine di cattura, riuscirono alla fine di rintracciare il triestino dichiarandolo in arresto e associandolo alle carceri affinché scontasse la pena. Fu a questo punto che il triestino riuscì ad ottenere la libertà provvisoria, ma ebbe anche la fortuna di vedere accolti, seppur tardivamente, i motivi di appello contro la sentenza pronunciata dal pretore. Tali motivi erano fondati sulla considerazione che la sentenza pretorile non poteva avere efficacia mancando alla regolarità del procedimento la prova dell'avvenuta notifica della citazione, e lui non era stato trovato, per cui la tesi discussa ieri in tribunale in assenza dell'imputato, era infermo e impossibilitato a lasciare il letto per almeno una settimana, è stata affermata con lucida argomentazione dell'avvocato, eccetera, eccetera, che alla fine otteneva l'annullamento della sentenza del pretore e l'ordine di rinnovazione del processo di primo grado. E tutto perché a suo tempo l'ufficiale giudiziario non era riuscito a rintracciare il convenuto. Il Chersi ieri ha fatto conoscere al tribunale il proprio indirizzo esatto e presentare una dichiarazione a firma di Sinkovic attestante che alla data del 10 luglio scorso quest'ultimo era stato tacitato di ogni suo avere, di ogni suo dovere. Per riassumere e per concludere, abbiamo a maggio del 59 risulta trasferito da Volterra ed essere iscritto a Milano, comune di Corsico.
A luglio del 59 paga il debito contratto a Trento di lire 10.000 come da dichiarazione del creditore, ed evita quindi una condanna di 6 mesi di reclusione e 6.000 lire di multa con un cavillo. A novembre del 59 non è presente al processo perché è impossibilitato da muoversi dal letto per almeno una settimana. Nel 63, perché qui le notizie si fanno sempre più rare, risulta immigrato dal comune di Corsico, Milano, ove è segnalato come professore di lettere al comune di Milano. Nel 64 risulta a Milano una nuova condanna per omicidio. Si dice per omicidio nel senso che nelle mie ricerche si bloccano a un certo punto. Io ho tentato di andare avanti, ma c'è un blocco diretto del Ministero dell'Interno. Questo cosa significa? O è un terrorista, o fa parte dei servizi, oppure, io ho fatto un'ipotesi visto il periodo e visto il posto, faceva parte di quello che è il piano solo, il che non è impossibile. Il piano solo era quel tentativo di fare un colpo di Stato nato da diversi personaggi. Fatto sta che io considero questa una terza caduta decisamente molto pesante. L'ultima notizia che chiude l'Altalena una volta per sempre è che il 22 novembre 1967 muore a Milano in via Mameli 19. Questo è tutto. Grazie.